Nell'episodio precedente voglio lanciare un bel messaggio. Fare vlogging dà un senso di gratificazione personale. C'è la gente che mi dice: ma fai il video solo per avere il tornaconto del video? E io ho detto: ma se non lanci un messaggio positivo nei social e guardate solo trash, dovete guardare il lato positivo dei social. Prendiamo un secondo sacchetto e iniziamo proprio da dove lui ha già combinato dei malanni. Infatti guardate sul giardino e colui che ha commesso il fatto, il reato, eccolo lì, plastica, eccolo qui. Vuoi dichiarare qualcosa? Non mi interessa, no? Comunque taglierei il sacco quasi a metà, non perché non abbia voglia di fare, ma perché sinceramente in bici ho paura che quei raggi, infatti vedete, lo possa bucare e che il materiale vada ovunque, insomma, ecco perché. Però questo pezzo di argine mi sembra un po' più pulito, a parte che ho detto che lì non riesco ad andare a prendere il materiale, però sembra un po' più pulito. Ma ci si divide le fazioni destra e sinistra anche nei paesi. Cos'è questo? Andiamo. Fentanyl chlorpir. Pazzesco. Che tra l'altro pericoloso per l'ambiente. E dov'è che viene buttato? Qua. Ditemi se la gente legge, almeno c'è scritto, vabbè, la sigaretta, porca miseria, c'è scritto che non va neanche fatto, che non è che stia giustificando il comportamento, ma se c'è scritto pericoloso per l'ambiente e lo butti per terra. Lo sapevi che il vetro ha infinite vite proprio come l'alluminio? Il riciclo del vetro limita quindi l'apertura di nuove cave d'estrazione. Un dato su cui farci profondamente riflettere. Secondo gli scienziati, nel 2050 la quantità di plastica nei mari sarà uguale a quella dei pesci. Mancano solo 29 anni. Dobbiamo quindi reagire. Ok, arrivato a questo punto, il materiale che ho raccolto è questo. Adesso devo fare l'incrocio e andare da quel lato lì, perché prima ero da questo. Aspetto che finisca il guardrail, così se devo ripararmi da una macchina che mi viene incontro mi metto verso un po' il fosso. Sì, comunque c'è del bel materiale, bel per modo di dire, anche sull'altro lato. Ragazzi, sono le ore, sta anche tramontando il sole, tra un po' torno verso casa perché ho il fanalino retro, però quello davanti non so se funziona. Comunque vedete, 16:44, sì, tra un po' torno verso casa. Per fortuna c'è ancora un po' di luce e poi ragazzi, le 16:51 e guardate un po' che cosa ho trovato. Beh, questa è una lettera verde, evidentemente è una multa e strappata, stracciata, e mi sa che qui Equitalia ci andrà un po' a fondo se questo è l'atteggiamento di negligenza da parte del cittadino. Ma chissà come sarà andata a finire questa multa. Per coprire il consumo di carta igienica vengono abbattuti ogni giorno più di 5.000 alberi. Utilizzare carta igienica riciclata invece può essere una soluzione. Infatti la sua produzione richiede il 60% in meno di energia e l'80% in meno di acqua rispetto alla carta vergine. L'inquinamento è molto contenuto, con il 95% di polveri e altre sostanze rilasciate in meno. Solitamente si pensa alle grandi foreste come polmone verde che ci fornisce l'ossigeno. In realtà la metà dell'ossigeno contenuto nell'aria proviene dalla fotosintesi operata principalmente dal fitoplancton. I fitoplancton sono quegli organismi che compiono la fotosintesi clorofiliana. Aiutano così a ridurre l'anidride carbonica in eccesso, prendendone circa il 25%. Se l'oceano fosse un paese, sarebbe la settima economia mondiale. Si ritiene che entro il 2030 esso fornirà lavoro a più di 40 milioni di persone. A livello europeo, la Blue Economy rappresenta più di 3.000 posti di lavoro, coinvolgendo 9 sottosettori come turismo costiero, turismo marittimo, energie rinnovabili, pesca e trasporti. Lo sapevi che si può costruire con 800 lattine di alluminio una bicicletta? Sì, perché l'alluminio è riciclabile all'infinito al 100%. Il nostro paese vanta il primato di essere il leader in Europa e terzo nel mondo per capacità di recupero di questo metallo. Ragazzi, sono le 17:11, le 5:11.
Tra un po' mi abbassa un po' la mascherina, così leggete il labiale. Tra un po' 17:11 si rientra verso casa, perché come vedete sì, ho il fanalino, però fidarsi è bene, non fidarsi è meglio degli automobilisti che abbiamo qui in Italia, che è una tragedia per noi ciclisti incredibile. Cioè anche oggi la Borans Grohe, una squadra Pro Tour investita sul lago di Garda a Verona, è incredibile. A me ne sono successe fin sopra i capelli, non avevo l'action cam con me, quindi non ho potuto documentare, però vi posso dire, se mi credete bene, se non mi credete ve l'ho detto lo stesso, che anche a me ne sono successe di tutti i colori, parlando con altri ciclisti anche a loro. Però ragazzi, meglio che tra un po' prendo la via di casa, anche perché come vedete, nonostante il sacco sia più grande di quello di prima, siamo già a metà e inizia anche un po' a pesare. Non avendo il cestino è anche un po' difficile per portarlo a casa, quindi ci siamo sempre. Dai che andiamo! Mi raccomando, se il video finora ti è piaciuto lascia un bel mi piace, iscriviti al canale, al mio canale è gratuito, fallo vedere in giro se il video ti è piaciuto. Il mio gruppo Telegram non può mancare. Telegram è un'app di messaggistica come WhatsApp, da un po' di giorni si sta sentendo un po' di più parlare per via della privacy di WhatsApp, però non mi voglio allargare, quindi c'è il mio canale su Telegram, Manuel Cosimo Muglia. Iscrivetevi, è gratis anche quello, così potete rimanere aggiornati sui miei video, perché in questo 2021 ve lo dico, ci saranno tante chicche, quindi non perdetevi nulla. Ragazzi miei, le 17:21, potevo lasciarvi a metà, potevo lasciarvi a un briciolo dalla vittoria, a un briciolo dalla meta, ma vi pare? Via Buffa di Campagnola, lato sinistro andando verso Pieve di Salco o Brugine, fatta, finita. Ecco qui il risultato: pulita, la terra in quella via può respirare, non ci sono rifiuti. Sì, ovviamente dentro il fosso ci sono rifiuti, ripeto come inizio video, non ho la bacchetta da 80 cm per raccogliere i rifiuti, però il più penso di averlo fatto. 2 sacchi, tra l'altro questo è più grande del sacco precedente. Fatti. No, mi sento bene, mi sento a posto con me stesso, è un mio modo per ringraziare la natura. Infatti guardate qui, anni fa andavo in bicicletta al lavoro, anche se c'era l'anticiclone, non delle Azzorre ma l'anticiclone africano, quindi un caldo allucinante, perché appunto se posso evitare di emettere CO2, se posso evitare di emettere rifiuti il meno possibile, cerco di essere quindi minimalista. Ragazzi, ho fatto del bene al pianeta, spero che questo messaggio vi sia piaciuto, spero che questo messaggio vi abbia fatto riflettere. Non voglio dire tanto, però se ognuno di noi fa nel suo piccolo il proprio lavoro, secondo me la terra ci ringrazierà. E il 2020 abbiamo visto che è stato un messaggio forse anche per farci capire, cari umani, occhio occhio. Quindi se non si può uscire dal proprio comune di residenza, da Campagnola di Brugine, un saluto a tutti da Manuel Cosimo Muglia per gli amici Johnny 3. Adesso tempo di andare a casa e smistare un po' il tutto. Spero di montare il video il più presto possibile e magari anche voi fate una cosa del genere. Dai che andiamo! Spero che ancora il messaggio vi sia piaciuto, che il video sia stato di vostro gradimento. Sì, se la Connect Waste Walk, ovvero prendere i rifiuti camminando, e l'attività svedese vlogging, come possiamo definirla? Andare in bici e raccogliere i rifiuti, la moving. Dai, magari scrivetelo qui sotto nei commenti. Vado a casa che ormai è sera. Ragazzi, come vedete sono le 17:40 e 2 sacchi di spazzatura raccolti in una sola via. C'è veramente dell'incredibile. 2 sacchi di spazzatura raccolti, un sacco all'andata, un sacco a ritorno. Non ho parole. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, è un bel gesto che voi potete fare nei miei confronti in modo che io possa fare ulteriori video. E iscrivetevi al mio canale perché è gratis ed è un bel modo per supportarmi e mi fareste veramente felice. Iscrivetevi inoltre anche al mio canale Telegram. Telegram è un'app di messaggistica stile WhatsApp, gratuita, ed è gratis anche l'iscrizione al mio canale. Cercate @ Manuel Cosimo Muglia, iscrivetevi al mio canale, mi farete un gran favore, grazie. Dai che andiamo, un saluto da Manuel Cosimo Muglia per gli amici Johnny 3, da loro due
È tutto e spero di, non perché non abbia voglia di fare, ma perché non voglio più vedere la Terra, il nostro pianeta che ci dà acqua, che ci dà ossigeno, che ci serve ogni minuto, ogni istante. Non voglio vedere questa moneta di tornaconto per il nostro pianeta Terra, ok? Perché il mio target è fare altri tipi di video, mi raccomando. E se volete fare anche voi un gesto simile, non uscite dal vostro comune, state all'interno e raccogliete più materiale possibile. Ciao e alla prossima, dai che andiamo!